Ciao a tutti, sono Sara e benvenuti nel mio canale. Oggi vi porto nel giro delle 5 torri, passando per il rifugio Scoiattoli. Questa è un'escursione adatta a tutti, non ci sono scuse, quindi alzatevi dal divano, prendetevi un po' di ore per voi e venite a godervi questa fantastica escursione nel cuore delle Dolomiti Ampezzane. È una gita adatta a tutti, a bambini e ad adulti, bastano solo un paio di ciaspole o se voi avete gli sci d'alpinismo, beati voi. E è veramente facile questa escursione, quindi ve la consiglio. Oggi partiamo dal Col Gallina, vicino al Passo Falzarego. Da qui seguiremo il sentiero CAI 424 fino ad incrociare la funivia che porta al rifugio Scoiattoli. E poi proseguiamo dritti e arriviamo al rifugio Cinque Torri. Da qui poi parte il giro d'anello. Sono vestita come un eschimese, ho una foca addosso, per tutti gli animalisti non è vera. E basta, andiamo, proviamo ad andare. Qui davanti vediamo Punta Sorapis con la Croda Marcora, poi un po' più a destra abbiamo la cima Belprà e ancora più a destra ovviamente l'Antelao. Eccola qua, questa è Cima Ambrizzola con il Lassoide Formin, che vediamo la punta, eccola qua, e poi a destra abbiamo il Monte Cernera, eccolo là.
Mosca!